Questa è solo una parte, diciamo, l'entrata, l'entrée, dicono i francesi, del ristorante da Guido, che devo dire è sempre un buon ristorante, almeno a me sono capitati così, a Miramare. Queste voci. Ecco, a Miramare, diciamo che in Piemonte. Guido è un ecco. nome che già dà sicurezza per un ristorante, dice lei. Certo. Tra l'altro parlavamo proprio ai tempi della Stella Missa a Miramare di Da Guido, dove poi c'era un discorso legato a Da Guido che poi partiva comunque da Costigliole d'Asti, quindi partiva là non so se là è Monferrato piuttosto che Langhe, dovrei controllare perché sono un po' fuori. Ma proprio Costigliole, dovrei controllare, però molto vicino a Monferrato comunque. Adesso sicuramente Da Guido è stato acquisito praticamente da Ferretti, no, come si chiama? Farinetti, scusate, è un po' di tempo che non lo nomino, l'innominato. No? E quindi bene, no, devo dire Da Guido è un nome, una garanzia, poi lei magari ne conosce degli altri, che si chiamano così, che sono omonimi, che mi può consigliare. Ma so che a Rimini c'è un bel ristorante molto moderno. In spiaggia. Sì. Fa dei piatti, vedo, non sono mai stato, però vedo. Stella Michelin. Esatto. Mentre qui rientrate fra quelli che comunque sono in guida con il piatto. Noi siamo in guida dall'87 della Michelin. Prima con 2 forchettini, ormai da 20 anni. Sì, no, ma allora c'erano queste posate. Sono posate perché le forchette sono del gambero rosso. Le posate sono quindi il cucchiaio, la forchetta e appunto il coltello. E si riferiscono un po' all'amenità, diciamo, alla bellezza del posto. Certe volte sono anche rosse, non so se... Rosse per l'uomo meno, sì. Sì, non so se siete riusciti in questo, secondo me merita indubbiamente, perché ho fatto un giro, poi c'è, a parte questa parte all'interno dove ci troviamo in questo momento, c'è la sorpresa, diciamo, estiva. Sì, il giardino diventa il ristorante dell'estate praticamente. Il ristorante all'interno viene, diciamo, viene chiuso e si utilizza solo l'esterno. C'è poi questa parte intermedia che noi vediamo qui col vetro, che è una parte comunque classico Dior, che immagino sia stato utile, perché siamo ancora qui in zona bianca, sembra di ricordare, non so se è cambiato qualcosa. No, zona bianca durante il viaggio, perché vedo che aumentano anche i prezzi sia della benzina, del gas, del GP, cioè ci sono aumenti solamente dal 1° ottobre o comunque da qualche ora. Appunto a questo proposito, comunque siamo con il patron di Da Guido che non si chiama così. Io sono Andrea, Guido era mio padre, che è mancato qualche anno fa, che ha iniziato con il suo primo ristorante Da Guido che si trova a Annone Veneto, una trentina di chilometri da qui. Come? No. Annone Veneto. Annone Veneto. Dove ha aperto il suo primo ristorante nel 77. E poi nel 91 si è trasferito vicino al mare per avere una materia prima. Era già di pesce? Sì, sempre specialità pesce. Sempre quindi... lavorato con il pesce quasi esclusivamente. Avvicinandosi al mare riusciva ad avere una materia prima naturalmente più fresca per poter fare i propri piatti. Ecco. E la nostra cucina è una cucina che io definisco semplice, una cucina delle materie prime, non ci sono grandi elaborazioni. Il mio lavoro è soprattutto al mattino, reperire le materie prime più fresche, più naturali, pescate. Non acquistiamo pesci allevati, acquistiamo tutto il pesce dell'Alto Adriatico e anche le verdure, siamo molto attenti. Abbiamo un nostro orto a Sant'Erasmo, che l'isola è l'orto di Venezia, dunque abbiamo delle verdure che sono sapide già di partenza, e facciamo questi semplici abbinamenti, pesci e verdure, che ci danno soddisfazione, senza alterare, senza fare cotture a bassa temperatura, cotture lunghe, disidratazioni. Cerchiamo di usare il fuoco, usiamo poco anche l'induzione per capirci. Cerchiamo di usare il fuoco, abbiamo la brace sia in giardino che all'interno della cucina, la brace vera fatta come si faceva una volta, e appunto questo sistema, questa tradizione
ci dà soddisfazione, continua a darci soddisfazione. Abbiamo tanti clienti che ci seguono da tanti anni e che trovano la nostra cucina leggera, sana, e vengono anche 2 o 3 volte alla settimana. Questo, diciamo, questa è una grande soddisfazione. Ecco. Bene, no, complimenti, perché io poi vengo da Milano Marittima, Cesenatico, quindi ecco, ci sono alcuni locali, effettivamente un ristorante di cucina creativa, ma in maniera molto creativa, dove si fanno esperienze gastronomiche, ci sono questi menù, però poi ci sono per l'Onda Blu, e poi c'è Casa Tua, poi c'è questo che si chiama Terre Alte, che anche questo è nell'entroterra, che effettivamente sono specializzati nel pesce. Però il bello qui da Guido mi è sembrato il fatto che poi voi trattate sia carne che vegetariani che vegani, comunque c'è sempre qualche cosa. Abbiamo anche qualche piatto di non pesce, sì, per accontentare un po', diciamo, tutti gli ospiti che arrivano, però diciamo che siamo focalizzati sulle pietanze di pesce. Immagino che magari sì, sono meno piatti di carne, ma avete scelto magari il meglio. Sì, noi ci riforniamo da allevamenti del vicino al Pago, che è una valle qui vicino Belluno, certo, dove ci sono... Coda al Pago e l'altro vicino, sono 2 località. Il Dolada e il San Lorenzo. Esatto, sono questi, però c'è Plois, Pieve di Alpago, e sono quei nomi che chiaramente tornano, e molto probabilmente anche grazie a questi prodotti chiaramente hanno avuto successo. E grazie anche a questi ristoranti, di cui siamo molto amici e collaboriamo tanto, riusciamo ad avere anche delle materie prime, della carne, i funghi e la selvaggina, che vengono appunto dall'Alpago, i formaggi che vengono anche dall'Alpago, e riusciamo a proporli anche, diciamo, al mare, i piatti di montagna, che in linea d'aria sono 80 chilometri, insomma, in un'ora di macchina si è in mezzo al bosco. Ecco. Quindi fra le specialità cosa possiamo citare? Beh, diciamo che uno dei piatti che è più apprezzato è il piatto di crudo, è un piatto composto da 6 pesci e crostacei, che varia naturalmente dalla stagione. Poi abbiamo anche le ostriche, che per il momento preferiamo ancora quelle della Normandia e dell'Irlanda rispetto a quelle nostrane. E Bretagna. Quella zona lì, quell'area lì. Sì. E appunto prepariamo questo piatto di 6 pesci e crostacei, dunque con gli scampi, i gamberi, l'orata, il branzino, il calamaro. Ogni pesce è condito solo solo un po' di sale. Il condimento, diciamo, creativo è messo a parte, che uno può poi lo faccio vedere, e uno se lo gestisce, può anche, ogni pesce ha il suo condimento, e uno può anche cambiarlo per giocare un po', però se vuole può mangiarlo in purezza, senza olio, senza niente, per capire proprio la fragranza del pesce. Bene, io poi mi chiedevo, adesso, a parte c'è la placca della Michelin, chiaramente, che siete appunto in questa guida. Tra l'altro vi dicevo molto sinceramente che io, essendo a Lido Jesolo, questo albergo si è allargato molto, Falkensteiner, di 5 stelle, di buonissima categoria, che però non viene segnalato nella guida Michelin, non so per quale ragione. Non è segnalato. Quindi niente, leggevo questa classifica, non riuscivo a capire di cosa si trattasse, quindi sono andati a vedere nelle città appunto che hanno degli indirizzi, che siano stellati, che sia semplicemente un indirizzo come voi, comunque città famose nel mondo. Io penso che Jesolo sia famosa come località turistica, quindi c'è un ristorante, quindi un albergo non viene segnalato. A Lido di Jesolo c'è un altro ristorante che era stellato ai tempi, no? Il vostro collega, e non c'è un albergo segnalato. Ecco, quindi ecco perché mi trovo qui, perché ho detto, vediamo un po', perché effettivamente anche Milano Marittima, come Cervi, sono ovviamente località note, ed è importante quindi essere in questi locali. Quindi diciamo che da Guido resiste, quindi sempre presente e in pienissima forma. Poi io chiaramente li vado a vedere questi posti, e come mi è successo recentemente con un Bib Gourmand delle parti di Fidenza, ho guardato nel sito, lì ho trovato una sommelier specializzata nel sushi.
cosa incredibile, quindi cucina tradizionale che rientra nei 35 euro appunto del Bib Gourmand, sono andati a trovare, in effetti appunto sono specializzati appunto anche in questa bevanda. Quello che mi ha colpito qui, adesso però arrivando, ho scoperto, no, non il sake, io ho notato che qui siete associati alla Chabras, non so come si chiama così, io sono stato insignito qui in un evento di Bisol, che chiaramente è un personaggio produttore di vino insomma, locale, e sono stato insignito appunto sono entrato nella confraternita, quindi mi è sembrato di capire che ne sapete qualcosa. Beh, siamo stati diciamo, i locali di riferimento per tanti anni. Ecco. Poi adesso l'associazione si è un po' persa perché diciamo, il fondatore italiano è mancato l'anno scorso. Che è molto ovviamente quello che io ho conosciuto e che appunto mi ha messo questa spada praticamente qui, e chiaramente io devo dire qualcosa, devo dire che me la sono vista brutta, anche lei ci è passato? Sono passato c'è questo momento che rischi non è molto tagliente questa spada, è solo per cose buone. Va bene, quindi comunque immagino che si pratichi questa... Sì, in certe occasioni sì, in sicurezza naturalmente, perché è una pratica abbastanza rischiosa, ci devono essere tutte le condizioni per fare in sicurezza. Quindi cosa si fa? Si fa con uno champagne, prosecco? Ma di solito si fa con lo champagne, poi si fa anche con il metodo classico. Con il prosecco non si fa, si fa con il metodo classico. Ecco. La cosa importante è farla in sicurezza, perché può essere un po' pericoloso. Ma il prosecco c'è anche, visto che siamo a pochi chilometri dalla zona Locata, poi adesso si è allargata, chiaramente però nasce lì a Valdobbiadene, Conegliano, e quindi poi c'è la punta massima che è Cartizze. La collina, il Gran Cru, ma c'è anche il metodo classico, qualcuno lo fa, non è solo c'è qualcuno che fa il metodo classico, pochi produttori. Quindi meglio una Magnum quando si fa questo taglio, è un taglio, cos'è? È un colpo che si dà sul collo della bottiglia, che deve essere bello freddo per avere una rottura, diciamo, netta. Certo. E con un colpo deciso, l'anello che e parte con l'anello e il tappo fa qualche metro con, diciamo, poi la prima spuma che esce porta fuori eventuali piccoli residui di vetro che restano, dunque siamo sicuri. Quindi la storia è iniziata col papà Guido, che era un cuoco. Era un cuoco, lui usciva poche volte dalla cucina. Era un uomo da cucina proprio. Bene. Mentre lei? Invece io ho fatto i primi 4 anni, diciamo dai 19 ai 23-24 anni sono stato in cucina con mio papà. E poi ho preso in mano un po' la sala e mi sono stabilito in sala, anche se al mattino sono quasi sempre in fare cucina, gli acquisti, insomma. E quindi sì, chiaramente poi i cuochi, cucinieri che stanno in cucina, chiaramente poi, perché poi sì, nel pesce effettivamente c'è questo lavoro che non è l'arte dello chef, non è l'arte culinaria, ma avere il prodotto, partecipare a queste aste, quindi avere sempre, come dire... Adesso anche l'acquisto del pesce è cambiato con le tecnologie, perché alle 7:30, 8 del mattino iniziano ad arrivare le foto del pescato. C'è tutto. Qui dov'è l'epicentro? Allora, qui abbiamo Caorle, che c'è una bella flotta e di pescatori molto preparati, che trattano il pesce in maniera egregia. Abbiamo anche qui a Cortellazzo, abbiamo dei pescatori, e poi c'è il mercato del Tronchetto di Venezia, che diciamo, arriva il pesce anche da Chioggia, arriva il pesce anche dal sud Italia, e così, però principalmente ci serviamo su Caorle, sulla parte sopra il Po, anche perché il pesce sopra il Po, non me ne voglia lei che... No, lo so, perché l'epicentro è la sacca degli Scardovari, pur essendo romagnolo, quindi. Poi da noi per esempio non arrivano a Moe, che è stranissimo, arrivano a Milano, anche a Como, sicuramente anche in Svizzera immagino, però non scendono giù, non so per quale ragione, non c'è la tradizione, forse. Sì, sicuramente. E dicevo appunto che l'Altissimo Adriatico è una zona per il pesce fantastica, perché
abbiamo intanto 2 grandi lagune, quella di Grado e quella di Venezia, che hanno un microclima veramente particolare. Abbiamo il mare poco profondo, che arriva a 35-40 metri. Se vogliamo andare oltre dobbiamo andare nella costa croata, dove ci sono buchi di 100 metri, e soprattutto abbiamo un'affluenza di fiumi, dal Tagliamento all'Isonzo, all'Adige, al Livenza, al Piave, che arricchiscono appunto il nostro mare di acque molto pulite e ricche di minerali delle Alpi. E questo fa sì che anche il pesce che vive in questo ambiente misto di acqua salata e dolce pulita, diciamo acqua di montagna, la carne è più delicata. Il branzino ama stare proprio ama vivere tra l'acqua salata e l'acqua dolce, proprio per lui è un gioco. Ecco. Quindi in questo senso poi vi spingete, immagino che, come dire, fra il pesce d'acqua dolce e quello di mare c'è l'anguilla. L'anguilla sì, l'anguilla vive sia in acqua dolce ecco, l'anguilla è un animale fantastico, ha una forza dentro di lei che quando la si mangia si sente anche questa forza. Sono pesci che hanno fatto migliaia di chilometri. Certo, quando mangi un'anguilla, diceva uno di Comacchio, un ristoratore, diceva mangi un animale, lui usava anche lui questo termine, che praticamente ha vissuto 9 anni, quindi c'è tutto questo... Ha fatto il giro del mondo, esatto, dai Caraibi è arrivata qui, e poi ritorna lì, se gli va bene. No, Mar del Sargassi, eccetera, eccetera, quindi bene. Io ho detto già le moeche, però qual è uno di questi pesci o uno di questi crostacei giusti che bisognerebbe avere, ottenere, insomma, che si cerca sempre, allora, che non è in carta, perché dipende... Oddio, le moeche sì, sono solo in 2 periodi, in primavera e in autunno, quando fanno il cambio del carapace, dunque la muta. Anche se adesso con qualche artificio sempre naturale, il periodo può essere un po' più allungato, diciamo. È sempre un boccone fantastico, la moeca, che una volta i pescatori avevano una ricetta un po' particolare, mettevano le moeche nell'uovo soprattutto. Le moeche si mangiavano l'uovo e diventavano ripiene di uovo, perché diventava una cosa anche sostanziosa. Lo facevano questo non perché era più buono, perché diventava più sostanzioso, era un pasto completo, mangiavi il pesce con l'uovo. Adesso non si usa più perché naturalmente non c'è la necessità di saziarsi, c'è solo la necessità di deliziarsi. La moeca sì, insomma, un piatto principe della nostra laguna. Poi ci sono... Come lo scrivete? Moleche o moeche, come si pronuncia? Moeche con la C. Esatto, quindi c'è tra virgolette, no? Nel senso che è la cosiddetta cucina molecolare, se vogliamo chiamarla. Quella senza zoppo. Quella nostrana, sì. Bene, quindi è tutto, vogliamo dire anche una specialità magari di carne. Così per toccare il tasto. Un paio di volte all'anno prepariamo la soppa coada. La soppa coada, che è un piatto che nasce nella zona di Treviso. Sa lei cos'è la soppa coada? No. È un pasticcio di volatili. È un pasticcio di volatili che viene preparato inizialmente, veniva preparato con il piccione, solo con il piccione, perché era appunto un pasticcio che veniva preparato in città, a Treviso. E poi invece con l'andare degli anni questo piatto si è sviluppato anche nelle campagne, e dunque si usa la pollastrella, la gallina, si usano la faraona, si usano tutti gli animali da cortile, ecco. È una preparazione molto lunga, si fa un brodo importante di gallina e poi si spolpa tutta la carne, si cuoce un po', si fa anche arrostita in padella, e tutta questa carne mescolata con più volatili va a farcire un pasticcio fatto con il pane raffermo, questi volatili del parmigiano, pane raffermo,
poi viene messo tutto in forno, diventa una torta, diciamo, lievita e viene servita con il brodo. È un concentrato veramente di questi volatili e ha un gusto veramente profondissimo. Naturalmente dobbiamo avere degli animali allevati come si deve. Capita anche del germano reale, dell'anatra? Sì, no, l'anatra non è indicata. Invece il germano reale potrebbe andarci, sì. L'anatra ha una carne che ci sono delle differenze, il maschio chiaramente va bene, la femmina no. Esatto. Ecco qua, bene. No, e quindi cos'è questo? È un piatto principale? Questo è un piatto unico. Un piatto si può fare per uno, si deve fare per più persone? Allora, questo piatto va preparato pentolone. Sì, un pentolone, bisogna farlo per 30-40 persone, se si vuole venga bene. Oggi c'è il... No, la soppa qua, no, la facciamo solo 2 volte all'anno e dura per una settimana. Nel periodo freddo la facciamo a novembre e poi a marzo, i primi di marzo. Facciamo 2 volte. C'è un giorno particolare? C'è no, la facciamo un periodo... no, non c'è un giorno particolare. La facciamo una volta in autunno. L'avete già programmata quest'anno? La faremo a novembre, sì, con i primi di novembre. Ecco, quindi per dopo le feste. Dopo le feste, sì. Dopo la prima settimana di novembre. Bene, quindi chiudiamo qui da Guido, quindi siamo a Jesolo, pochi chilometri dal mare. Già 4 chilometri dallo spiaggia. Ecco qua, e quindi aperto pranzo e cena. Sì. Non tutti i giorni, ma chiudiamo il lunedì tutto il giorno e il martedì a pranzo. Ecco, e quindi dal martedì sera siamo aperti fino a domenica sera. Bene, vi salutiamo da Guido, quello però in provincia di Venezia e quindi a Jesolo.